Sale a 22 il numero dei decessi a causa dell'influenza, mentre ci sono ancora 77 persone ricoverate negli ospedali in gravi condizioni. Lo rivela il rapporto settimanale elaborato dal settore promozione, sviluppo, igiene e sanità pubblica della Regione Veneto. Gli esperti ci dicono che non si può escludere un nuovo picco a febbraio ed è quindi ancora consigliato vaccinarsi, anche se siamo al limite dei tempi ideali per farlo, ha detto l'assessore regionale Coletto. L'influenza stagionale in Veneto, nonostante un calo dell'incidenza complessiva, continua a colpire duro e nell'ultima settimana monitorata, dal 19 al 25 gennaio, ha messo a letto più di 45.000 persone. Si è registrato un nuovo aumento tra i bambini, mentre sono in calo i casi delle persone tra i 14 e i 65 anni e tra gli over 65. A Padova sono stati registrati 6 decessi, tra questi una bimba di 2 anni e un 66enne che non presentava patologie pregresse. Per quanto riguarda il caso della ragazzina nigeriana residente a Conselve e deceduta nei giorni scorsi, l'inchiesta epidemiologica condotta dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 17 non ha rilevato elementi che, ad oggi, possano ricondurre il caso ad influenza o ad altra malattia di natura infettiva.